Agente, passa avanti, nome in codice. Sugar! Non sento. Sugar! Bene, passo indietro. Agente, passa avanti, nome in codice. Dexter. Non sento. Dexter. Non sento. Dexter. Più forte. Dexter. Grida! Ah! Dexter, cos'hai? I cricetti nel cervello, eh? Bene. Allora, solo attenti. Posizionarsi a parallelepipedo. Anzi no, al cono rovesciato. Veramente capitano viene preparato su parallelepipedo. Invece si fa il cono rovesciato. Allora, ci siamo? Cos'hai questa roba? È un cono a due gusti, capitano. E che gusti sarebbero? Buffo e ferroncino. Allora, esercitazione! C'è stata una chiamata, facciamo conto che c'è stata una chiamata nel cuore della notte perché in un appartamento di via Giovanni da Procida si sentono urla, schiamazzi, musica ad alto volume, rumori molesti e anche odori molesti. Vediamo. Pin pin, cavalin, sterpine, cavalin. Dexter, come facciamo? Chiaro che sotto al piede del tavolino ci sono io. Eh sì, vabbè, come facciamo? Chiaramente sono le 2 di notte, ha detto. Sono le 2 di notte. Allora chiaramente a quell'ora sto dormendo profondamente, sono proprio nella fase REM. Vabbè. Quando squilla il telefono e mia moglie, per non svegliarmi, perché potrebbe essere fatale, entra nella mia fase REM e mi dice: Amore, amore, squillate il telefono di là, vieni! E io dico: metti la segreteria telefonica! Non ce l'abbiamo la segreteria telefonica, non me l'hai mai regalata! Allora mi viene una brillante idea, esco dalla fase REM e faccio io la segreteria telefonica. Vedi umana quanto è bello, ispira tanto sentimento. Questa è la segreteria telefonica Questo è il capitano Tiger. Se non arrivi qui entro 5 minuti ti faccio trasferire a Bergamo. Altissima. Capitano, era mia figlia al telefono, chissà che cosa le ha detto, le ha fatto uno scherzo. Capitano, ma subito in la tua che se ti prendo ti faccio il tatuaggio sulla schiena, non li accigliate. Capitano, arrivo subito, metto giù la cornetta ed esco subito fuori. Ma mi accorgo di essere nudo come il culo di un macaco. Rientro subito. Non bel vedere. Eh no, prendo la divisa. È sporca, la metto in lavatrice, il programma numero 5. E perché proprio il 5? Che programma numero 5, capitano, è quello più economico. Va bene, va avanti, via. Dopodiché prendo le mutande, le lavo, le asciugo col phon, le stiro Sì. e aspetto. Cosa aspetti? Perché il programma numero 5, capitano, è quello più economico, ma anche quello più lungo. Dexter, si sta facendo mattina. Sì, allora prendo la divisa ancora umidiccia e mi scaravento a capicollo fuori. Corro, 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 corro quando una forza misteriosa mi trattiene. Quale forza misteriosa? Il ferro da stiro con tutto il filo attaccato. Che prolunga! Torno indietro. Metto giù la cornetta, mi viene un colpo di sonno. Mi abbandono tra i panni sporchi e rientro nella fase REM. Dexter, cos'hai nel cervello? I cricetti? Dexter, Sugar, come facciamo? Intanto un buon poliziotto dorme già vestito, Bene. con indosso tuta mimetica, elmetto anfibi e qualche bomba a mano sotto al cuscino. Bravo. Al primo squillo di telefono so già dove recarmi. Bene. Esco di casa e comincio a sparare all'impazzata. Per quale motivo? Perché se sono sveglio io non vedo perché gli altri devono dormire, cazzo. Facciamole vedere a quelli là, vai avanti, vai. A quel punto mi reco nel quartiere incriminato, sono davanti al portone e lo faccio saltare. È aperto. Cioè. Ah sì, e allora lo chiudo e lo faccio saltare. Ho capito, ma per quale motivo? E perché stanotte ho le palle girate. Bravo Sugar, così mi piace, Voglio vai. vedere lei, capitano, essere svegliato nel cuore della notte. Veramente ho suggerito io, eh. Ah sì, allora come una faina incazzosa mi dirigo su per le scale e a quel punto mi si pare incontro una vecchietta tutta spaventata che mi dice: che cosa sta succedendo? Prendo la vecchietta, la scatapetto giù per le scale. Ho capito, per quale motivo? Perché sono bastardo geneticamente! Uassetta! Così mi piace, così si fa. Stai attento che c'è una pieghina sui pantaloni, eh? Sottomayor! Sempre allerta, ragazzi, sempre allerta, eh? Dexter, siamo sul luogo del misfate, come facciamo? Chiaramente siamo sul luogo del misfatto. Sì. E vediamo una vecchietta raccimolata lì per terra che rantola aiuto.
prendo un badile e glielo do forte in testa. Per quale motivo? Per non farla soffrire, capitano. Ma stai insieme a imparare, vai avanti. Dopodiché faccio i gradini a 4 ma arrivo in cima che me ne ha avanzato uno. Non sono multipli. Scendo le scale e li faccio a 3 ma anche a 3 non sono multipli. Riscendo le scale e li faccio a 5 ma scivolo e mi spacco tutti i denti davanti. Che dolore! Meno male. La rabbia comincia a salirmi. È così. Salgo coi gomiti fino al pianerottolo, con la rabbia che sta montando. Sì! Quando un profumino di pasta con le sarde mi passa sotto il naso e mi ricorda mia nonna che la faceva col finocchietto fresco. Stai forte, vai avanti. Sì, allora busso delicatamente alla porta, mi aprono e vedo gente che balla e che canta. Vedo mare quanto è bello, ispira tanto sentimento. Che tra l'altro è quella che c'ho nella segreteria telefonica io. Un uomo da lontano mi vede, mi chiama e mi fa: uè, voglio, vieni qua, assettati. E in mio onore preparano un bacile di pasta con le sarde. E io mi ci butto dentro. E nell'orgia del cibo mi trovo a dire: Pippinelli, alza sta cazzo di musica ogni 5 minuti, un brindisi cordiale. E allora... Basta! Basta! Erano anni che non mi divertivo così. Dove sono i criscetti? Sulla ruota, Sugar, come facciamo? Sono fuori dalla porta dell'appartamento e penso, se qualcuno alle 3 del mattino mangia pasta con le sarde e ascolta musica napoletana, vuol dire che domattina non avrà un cazzo da fare. Mentre invece io devo farmi un culo così. Bravo! La rabbia è talmente tanta che mi ritrovo a dare una serie di testate calcagnate alla porta blindata, che in pochi istanti si abbatte e mi ritrovo all'interno dell'appartamento. Molto bene. Vengo accolto da frasi ingiuriose, da tipi loschi, tipo: uè, voglio, è arrivata la polizia! Non manda la paura! Ci stiamo cagando sotto! Cosa? Ci stiamo cagando sotto! Cosa? Ci stiamo cacando sotto! Per dire ma va! A quel punto mi rendo conto che la mia mano destra, quella che impugna il manganello, si muove da sola. E patapim, e patapam, e patapim, e patapam. In 2 minuti l'ordine e il silenzio sono ristabiliti in via Giovanni da Procida, angolo Vespri Siciliani. Bravo, bravissimo, così mi piaci. Wassata! Bravo. Per chi la polizia bisogna bere? Le palle quadrate, E tu come ce l'hai? cubiche. E tu Dexter, come ce l'hai? Io veramente le ho smussate un pochettino, però per tutto non mi camminavo. Via!